Senza Skate parliamo di abbigliamento. Lo so, ormai da settimane ci state chiedendo, ma Carlo e Giorgio, ma dove trovate quei meravigliosi abiti? Chissà quanto li pagano per indossarli. Ma perché ci pagano per questo? Ma ti sei matto? Ed è niente questo. Voi non vedete quello che c'è fuori del set, dietro le quinte. Champagne a fiumi, donne, bodyguards che ci scortano qui tutti i giorni. Fans che sostano qui fuori giorno e notte. Sì, per picchiarci. Ma no. Del resto niente, non è vero niente di tutto questo, perché senza skate. Ma torniamo all'abbigliamento. Amici, ormai lo sapete, online si può comprare e vendere di tutto. Certo. Figuriamoci i vestiti. Pantalone giallo uomo, 28 euro, click, venduto. Il pantalone giallo, guarda che bello, proprio come il mio. Giacca uomo ananas, 57 euro, click, venduto. Giacca ananas, ne ho uno uguale anch'io. Vendo tutto facilmente. Scusami. Oh, ma ti ha finito di vendere i miei vestiti. Sì, perché si fa presto a dire vendi, ma bisogna anche averla la roba da vendere, no? E poi, amici, quando riceviamo qualcosa a casa, apri il pacco, lo provi, ma se non va bene, bisogna cambiarlo. Spacchetta, rimpacchetta, compila il modulo e spedisci. Comodo. E allora non sono meglio le vecchie abitudini. Andare al negozio di persona, guardare le vetrine, toccare le cose con mano. E soprattutto il rapporto umano con le commesse. Buongiorno. Senta, vorrei provare quel paio di jeans che sono in vetrina. Ecco qua un'altra. Certo, che taglia? 38? Sì, una volta. Come dice, scusi? No, dico, è sicura? Certo. Ecco qui, vado pure in camerino. In bocca al lupo. Sì, perché in camerino comincia la battaglia. Perché questa comincia a tirare. Comincia a spingere. E si piegando. Comincia a sudare. Perché poi i camerini si stretti. Non è come a casa vostra che vi stendete sul letto per chiudere l'ultimo bottone. 1, 2, 3. Tac! Signora? Come vanno? Non capisco, li sento un po' strettini. Ma va? Forse perché questi vestono poco, vero? Sì, guardi, è questa marca qui che veste davvero poco, non si preoccupi. Vuole così per vedere che proviamo una mezza taglia in più? Dice? Vabbè, allora mi dia una 40. Certo, le prendo subito una 46. Senta, quelli che ha addosso li toglie da sola o chiamiamo i pompieri? Certo, direte, oggi i negozi spariscono da un giorno all'altro. Perché? Perché oggi tutto è precario. Il lavoro, l'equilibrio, il matrimonio. Niente dura, un film, una canzone, una serie televisiva. Tutto è temporaneo, per l'appunto Temporary Shop. Una volta c'erano i Beatles e i Rolling Stones. No, veramente i Rolling Stones ci sono ancora. Infatti, dopo dicono che la droga fa male. Esatto, no, ma adesso invece chi c'è, scusa? Chi c'è? Tu prova a dirmi per esempio l'ultimo che ha vinto Amici. Dai, Robo, vedi, no? Non te lo ricordi più, è già passato. E oggi non c'è più niente di definitivo. Vai al negozio per cambiare la maglietta che avevi comprato ieri e... Temporary Shop. Trovi un negozio che dalla mattina fino alla sera vende cover per telefonini. No. Vai in quel negozio, in panificio, per comprarti il pane, quello aperto, storico, da 7 generazioni e... Temporary Shop. Trovi un negozio che dalla mattina fino alla sera vende... ciabatte infradito. Ciabatte infradito. Ma io volevo comprarmi il pane. Rosette? No, ciabatte. Ora sei quello giusto. Temporary Shop. Oh, ma
ma a proposito di Senza Skate, guarda che sta roba del l'app da vendere, non sembra, vende online. Certo, non è tuo, mettilo in vendita. Guarda per esempio, puff in velluto verde, 500 euro. Click venduto! Certo. Libreria in acciaio, 8.000 euro. Click venduto! È il proprietario. Salve! Salve!